Ben ritrovati amici sportivi, oggi le telecamere di Wii Sport impegnate dal Ciccino Micale di Capodorlando a raccontarvi la terza giornata del girone C allievi regionali in campo Free Time e Città di Messina. I padroni di casa vengono dallo scialbo 0-0 contro lo Junior Club Curcuraci, tutt'altro trend invece per gli ospiti che nel turno precedente hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva che è valsa i 3 punti, 12-0, risultato incredibile contro i pari età dell'Orsa Barcellona. Mister Cosimini e ragazzi oggi sono sicuramente i favoriti e hanno l'obbligo di continuare il trend che fino a questo momento li ha visti uscire vincenti dai primi 2 turni. In grande spolvero lì davanti Arena, Spoto e Presti, e anche il portiere Merlino si è distinto nelle prime 2 giornate per degli ottimi interventi. Gli ospiti scendono in campo con la divisa giallo-flu e blu, i padroni di casa invece in bianco e rosso. Arbitra il signor Milone, lì a mezzo al campo, lancio della monetina sotto gli occhi vigili di La Rosa e Collura, capitani delle 2 compagini. C'è il classico rito scaramantico da parte del Città di Messina e si può iniziare alla battuta la Free Time. La prima azione di marca ospite con Arena che si incugna nella difesa avversaria, prova il sinistro ma è scialbo e Di Pane non ha problemi. Ancora il Città di Messina, capo di vento, la mette in mezzo sul secondo palo, arriva Maisano, l'incornata e poca roba. Dall'altra parte prova a rispondere la Free Time con un calcio di punizione che prova alto. Si incunia intanto Presti in area di rigore, dall'infa alla manovra Arena che la mette in mezzo, il tiro poi di Maisano che coglie la traversa, prima grossa occasione per il Città di Messina. È soltanto l'antipasto però, perché da lì a poco è Spoto che si inventa un gran destro da fuori. Abbiamo la possibilità di riapprezzare il replay, gran gesto tecnico del numero 10 del Città di Messina ed è 1-0. Non c'è tempo di festeggiare, calcio di punizione su tutti, svetta Giordano ed è 2-0 del Città di Messina. Probabilmente un po' colpevole qui Di Van, l'estremo difensore della Free Time, non esce benissimo e Giordano, il più lesto di tutti, a intervenire e a incornare sul secondo palo. Prova a rispondere, calcio di punizione di Cicero, è il primo intervento di Merlino in quest'oggi, è sempre attento il portiere, ma è ancora la Free Time che attacca, ci prova con il numero 9 Postifo, ma è ancora una volta Merlino, veramente insuperabile quest'oggi. Le immagini chiudono il primo tempo, il signor Milone fischia, Città di Messina sicuramente meglio in questa prima frazione, ricordiamo i risultati di 2-0 a fronte delle reti di Spoto e di Giordano, e si può riprendere con la seconda frazione in battuta proprio il Città di Messina. Ci prova, entra in area il destro, ma un ottimo intervento di Di Pane che ci tiene a non sfigurare nei confronti del collega, ma è calcio d'angolo, respinge al corto la difesa del Free Time, sinistro incredibile di Spoto ed è 3-0. Mamma mia che gol di Spoto, da fuori senza pensarci su un attimo ha provato il sinistro e ci fa capire che sia di destro che di mancino non c'è storia. Inizia girandola dei cambi, esce Antonuccio per Lazzaro, ricordiamo il numero illimitato di sostituzioni per la categoria, ed infatti di lì a poco Zagone lascia il posto ad Amico. Ci prova comunque la Free Time, attenzione in area, cade per l'intervento di Spoto il numero 16 Sforza e l'arbitro decreta il calcio di rigore e l'ammonizione proprio del numero 10. Possiamo rivedere dalle nostre telecamere, voleva fare il furbetto Spoto,
dal punto di battuta ci va Savorino, ma è insuperabile oggi Merlino, veramente un vero e proprio mago. Niente da fare per Savorino, aveva provato a piazzarla ma è stato lesto il portiere del Città di Messina. Esce fra gli applausi poi Spoto, sicuramente migliore in campo, man of the match assolutamente, e al suo posto entra Currò col numero 17. Il Città di Messina però continua a spingere sull'acceleratore e Arena fa tutto da solo, puntata di sinistro quasi da calcetto e palla all'angolino dove Di Bane non può nulla. Arena sicuramente un grande gesto tecnico il suo, ed è proprio lui che lascia il campo per Gangemi, un po' di palco quindi anche per Arena. Un altro protagonista ci lascia, è Merlino che va a rifiatare per lasciare posto a Gulletta. Infine Presti entra, lascia il posto a Mannino, ci prova comunque il free time, azione confusa in aria, destro, ma Gulletta non vuole far impiangere il compagno Merlino e la para. Non c'è più tempo, l'arbitro Milone dà il triplice fischio, il Città di Messina si impone per 0-4 sul campo della free time, 3 partite, 3 vittorie, 9 punti, i favori del pronostico non sono stati sicuramente rispettati. Possiamo vedere i festeggiamenti dei ragazzi di Mister Cosimini. Per Wii Sport, Antonio Caroè.